Ore ed ore ad aspettare in piedi fuori dai CAF di tutta la Marca. Sono centinaia i trevigiani in coda per poter sapere quanto pagare di Tasi il 16 ottobre. A 3 giorni dalla scadenza del pagamento della nuova tassa sui servizi che sostituisce la vecchia IMU, gli uffici sono stati presi d'assalto. Qui siamo a Mogliano Veneto, c'è chi è arrivato all'alba per prendere il biglietto e aspettare il suo turno. Da alcuni giorni è stato potenziato il servizio con l'incremento del personale allo sportello. L'ufficio ha deciso di aprire a tutti, non solo a coloro che avevano un appuntamento perché i posti erano tutti esauriti. La gente si rivolge comunque al comune, però fanno la coda, ma alla fine non tutti riescono comunque ad avere il servizio. Quindi abbiamo pensato di fare così da oggi fino alla fine, fino alla scadenza del pagamento. La stessa situazione si ripete a Vittorio Veneto e a Treviso. Sono 36 i comuni in provincia che hanno fissato la scadenza per il 16 ottobre e stiamo parlando solamente della prima rata perché la seconda sarà comunque da pagare il 16 dicembre, ma cittadini contenti di pagare decisamente non se ne trovano. È un po' di confusione perché non lo sapevamo, pensavamo addirittura che con il nuovo sindaco, perché io sono di Preganziol, perciò pensavo di non pagarla. E tutti coloro che si rivolgono ai CAF non sanno ancora quanto devono pagare. Adesso vedremo sorpresa quando si va dentro. Sono qua per quantificare perché proprio sono all'oscuro della cosa, ecco, come quantitativo. Alcuni comuni la fanno pagare, altri no, in scadenze diverse, quindi effettivamente bisogna informarsi. Qualche comune ha inviato il modulo precompilato direttamente a casa, ma solo per un limitato campione di cittadini. Per questo molte persone hanno aspettato l'ultimo minuto prima di rivolgersi ai CAF. E tanti si prendono comunque all'ultimo minuto perché sono convinti di ricevere qualcosa a casa, ma non arriva niente e quindi devono in qualche modo arrangiarsi.